Capotreno condannato per violenza privata e a rischio procedimento per abuso d'ufficio. E tutto per aver fatto scendere un viaggiatore che non aveva esibito il biglietto. Novembre 2014, stazione di Santa Giustina nel Bellunese, protagonista un ferroviere 51enne di origini trevigiane residente a Selvazzano. Il capotreno, dopo un violento diverbio sul biglietto irregolare sfociato in botte e minacce, fece scendere un nigeriano di Cadoneghe appoggiando sulla pensilina i suoi effetti personali. Da qui la violenza privata. Risultato: condanna a 20 giorni, mentre dello straniero non c'è più traccia, essendo stato espulso dall'Italia tempo fa. Duro il commento del presidente del Veneto Luca Zaia. Siamo rimasti tutti basiti perché si immagina che quando un controllore che fa il suo dovere chiede gentilmente, fra l'altro questo è stato acclarato, a chi non paga il biglietto di scendere e andare a pagarsi il biglietto prima di salire su un treno, alla fine a trovarsi il controllore condannato e la controparte fra l'altro sparita nel nulla, direi che un po' di imbarazzo c'è, per non dire altro. Un paese così è ovvio che va alla deflagrazione, un paese così è ovvio che va al fallimento. Bisogna fare in modo di dare ai giudici in mano leggi degne di questo nome. Solidarietà al capotreno dalla Filt CGIL del Veneto, che chiede norme che tutelino le persone oneste. Non vorremmo, dicono dal sindacato, che questa sentenza insegni ai lavoratori che a volte è meglio far finta di non vedere. Di vicenda surreale parla Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo. Sempre più spesso le cronache ci raccontano di controllori e capotreni aggrediti e malmenati, rileva, e autori sono molto spesso persone che non avrebbero nessun titolo per essere sul territorio italiano. Elena Donazzana, assessore regionale di Forza Italia, esprime vicinanza e solidarietà parlando di sentenza assurda. Anch'io un mese fa sul treno Bologna-Padova ho fatto lo stesso, conclude, aiutando i controllori a far scendere dal treno 3 stranieri senza biglietto. Mi devo autodenunciare? Chiede provocatoriamente. Infine la senatrice PD Laura Puppato, che definisce incomprensibile la sentenza per un gesto che sembrerebbe in linea col doveroso e corretto comportamento professionale del controllore.